Potrai donare con ogni tipo di carta di credito, anche prepagata. Ti aspettiamo online su radiolibertà.net. Sostieni la tua radio con il tuo contributo volontario. Radio Libertà. La tua radio. Diamo voce alla nostra gente. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Va ora in onda Potere al Popolo. Pompalo, pompalo, pompalo il Sammy, eccolo qua, ma ci sono, ci sono ancora. Dici, ma non se ne va più quest'oggi Sammy Varin da Radio? No, non vado, il microfono è mio. Come va? Popolo di Radio Libertà, state mangiando anche voi il panino con il lupo a chiotto, eh? Non scherzare, Sammy Varin, guarda che te l'ho detto. Sei veramente in un vicolo cieco e lì che ti aspetta non c'è il lupo dei lupi, il lupo bonino. Oh, ma quante scene, solo perché l'Europa sta pensando, certo, ad abbassare il livello di protezione, ma c'è sempre un livello di protezione per il lupo, ma non il lupo buonino, il lupo cattivo. Oh, sto cercando di spiegarglielo, ma non lo capiscono sti ascoltatori. Scherzi a parte, davvero, è una roba molto trasversale ed è giusto discuterne e ne discuteremo anche noi quest'oggi. Certo, lo faremo ancora su queste frequenze. Intanto ciao Andrea che si trova in regia, ciao a chi si trova in redazione, ciao tra pochissimo al Beppe che entrerà per parlarci del sito di Radio Libertà e delle ultimissime notizie. Subito in apertura, certo, la canzone indipendente, quella che io seguo da almeno 2 anni perché ha soffiato ai Maneschini il premio per il miglior nuovo artista dell'anno. Da quel giorno io ogni suo singolo lo trasmetto. Canzone indipendente in apertura di Potere al Popolo è Samara Joy con You Stepped Out of a Dream.
Se amate la musica di qualità, seguite Samara Joy con la Y finale. You Step Out of a Dream, c'è un intero album da scoprire e ve l'ho detto io, questa la seguo in ogni singolo perché ha soffiato il premio come miglior nuovo artista dell'anno ai Maneskin e da quel giorno è la mia preferita. Zitto che domani esce il singolo di David, quindi non voglio pensare neanche. David, Quello dei Maneskin, chissà che roba è. Com'è che si chiama? David, si chiama mica David, Ma no, Damiano. Damiano David forse di cognome, può essere, come sì, Parenzo, che sì. Sì. non mi confondere le idee. Buon pomeriggio da Sammy Varin, ma l'avete visto in radiovisione, è arrivato Beppe Braga, il coordinatore del sito di Radio Libertà. Anche tu mi parli di pranzo sì, oggi. ho fame. Allora, tutti che vanno a mangiare o non che vedo stanno l'ora, mangiando? Cioè... Mi fa piacere, io sono qui dalle 6 del mattino, oggi ve lo faccio pesare, sono qui dalle 6 del mattino, però ho mangiato 2 susine, mi sono schizzato anche da qualche parte. Sei magerrimo oggi. Mi fa male fare sta vita del mattino presto, veramente. No. Parliamo di cose serie perché oggi il sito di Radio Libertà è gustosamente ripieno di cose interessanti. Vediamo, sentiamo il ripieno. Allora, il ripieno oggi abbiamo avuto, questa mattina abbiamo avuto con noi Vittorio Feltri. Come ogni giovedì, signori, ogni giovedì è nostro ospite. Come ogni giovedì che assegna Vittorio Feltri il Bamba della settimana, che è l'antipremio per quelli che si sono distinti per aver fatto un po' il peggio, no? E questo è un premio semiserio, ma in realtà abbastanza serio. E a chi va questo giro qua? Va ad Amadeus, il nostro noto conduttore amatissimo. Perché va ad Amadeus? Perché dopo il Festival di Sanremo, dove ha avuto un grandissimo successo di pubblico e soprattutto di giornali, cioè di ottima stampa, dice Feltri, mi sa che si è un po' montato la testa, perché ha lasciato la Rai, è andato sul 9, e dove ha avuto una sua trasmissione che si chiama Chissà chi è, e probabilmente era certo di replicare il successo di Sanremo, probabilmente avvocando a sé, ecco, questo fenomeno. In realtà quello che si è scoperto è che il fenomeno è Sanremo, perché il suo Chissà chi è inchiodato al 3-6% di share, mentre, per fare un esempio, Stefano De Martino, che conduce Affari Tuoi, che su Rai 1, che è la trasmissione che lui stesso aveva condotto, no, è schizzata al 25,5%. Ragazzi, e chi è sto Stefano Di Martino? Nessuno lo conosce, quindi capite un attimo, c'è qualcosa che non funziona. E quindi il Bamba di Feltri è il Bamba all'impeto della presunzione. Il fatto, la cosa ancora più interessante è il fatto che questa cosa, come ricorderete, ha avuto una certa eco, l'abbandono di Amadeus mi è dispiaciuto tantissimo, guarda, ancora adesso ci penso e mi viene da piangere. Stai dimagrendo di nuovo ancora, veramente questo, sì, altro che susine, è terribile. Ecco, perché è stato, ovviamente, dalla parte politica tutte le parti politiche si sono agitate molto, no? Perché poi in particolare a sinistra hanno preso il Festival di Sanremo e Amadeus come un simbolo di libertà, quindi mentre invece, dice Feltri, è solo un simbolo di fallimento, perché i suoi programmi non vanno come lui sperava tant'è vero che la sinistra gridò che quando Amadeus lasciò, la sinistra incominciò a gridare al telemeloni, al fascismo cattolico, e dissero, molti me lo dissero, scrivo, è fascismo cattolico, esatto, non me lo ricordavo, bello. Siamo belli, abbastanza e dissero che l'abbandono di Amadeus sarebbe stato, e qui cito testualmente, una ferita non facilmente rimarginabile, cosa che invece non è accaduta, perché si è rivelata rimarginabilissima, appunto De Martino 25,5%, e la ferita non rimarginabile è quella degli ascolti di Amadeus, invece, a quanto pare, no? Comunque Feltri non è che sta aspettando qualche ospite da Fazio, che gli passi qualche ospite, per cui guarda, questo non posso dirlo, non posso saperlo, però si sa che Feltri è sempre molto ficcante, piccante, e soprattutto di una libertà sfrenata nelle sue
nelle sue opinioni. Non Davvero... sarebbe qui su Radio Libertà. Sì, ma nei giorni scorsi è stato ospite di un convegno, no, sulla viabilità, dove ha fatto un po' di battute sui ciclisti, no? Ed è stato immediatamente attaccato, tant'è vero che l'Eco c'è ancora. Allora lui due cose le ha dette a noi a Radio Libertà a un certo punto. Dice, ma guarda che a Milano, la verità è che a Milano il traffico è strangolato davvero dalle piste ciclabili. Una cosa che mi fa schifo è il fatto che la vita dei cittadini è resa ancora più difficile in questo momento dal fatto che dalle scelte di Sale della sua giunta, che ha ristretto tutte le carreggiate, la gente non gira più. Non è che diminuisci la gente, no? Diminuisci lo spazio, no? Dice, però è vietato dirlo. Quindi io non è che ce l'ho con le piste, ce l'ho con le piste ciclabili, non è che ce l'ho con i ciclisti. Poi ho fatto una battuta, no? Però mi hanno preso sul serio. Quindi il patrimonio, l'umorismo è diventato patrimonio di pochi cittadini, no? Generalmente invece non capiscono niente. Perché questa è una grande verità. Oggi bisogna stare attenti a quello che si dice, a come si scherza, perché c'è sempre qualcuno che si offende. Chiaro, era una battuta pesante, ma Feltri le fa quasi quotidianamente queste battute. E fammi allora leggere qualche messaggio su questo fronte, perché sono stati simpatici anche i nostri ascoltatori. Dice Feltri, in onda adesso con il Bamba, dovrebbe autoattribuirsi il premio Bamba della settimana, regalarselo a se stesso, perché quello che ha detto sui ciclisti eccetera. Però ripetiamo, era una battuta pesante eccetera, ma non volevo offendere nessuno, soprattutto qualche nostro ascoltatore ciclista, e ci mancherebbe, anch'io sono ciclista. Non sono un ciclista, ok? No, non sono un ciclista. Non lo sei neppure. Comunque c'è da dire che effettivamente la suscettibilità in generale del pubblico si è alzata tantissimo. Lo sport più praticato al mondo è quello dell'offendersi per qualcosa. Vero, e poi bisogna chiedere scusa. Sì, altro sport, secondo sport più richiesto a chiedere scusa. E se non lo fai, no. Cos'altro bolle in pentola? Ma guarda, c'è un'altra cosa, invece questa è molto seria, che è stata l'apertura di ieri sera fino a questa mattina. Adesso ce l'abbiamo nella strisciata sotto delle cose nobili che girano per la pagina, adesso lo puoi vedere qua, è esatto, il laboratorio per i bambini trans e gender creative. Allora, l'università Roma 3 ha aperto questo laboratorio con tanto di locandina, che si può vedere, l'abbiamo messa anche noi come fotografia del nostro servizio, no? E praticamente ha aperto un laboratorio, adesso devo citarlo testualmente, che se no dico magari una corbelleria. Per bambini trans e gender creative. Il laboratorio per i bambini asterisco trans and gender creative, un progetto di ricerca con strumenti ludico-creativi per ascoltare e accogliere le storie di bambini asterisco e ragazzi asterisco dai 5 ai 14 anni, condotto da un ricercatore asterisco della comunità e un insegnante montessoriano. Ok. Ora, questa è una follia che è di un'evidente follia, no? Organizzata per di più dal Dipartimento di Scienza della Formazione dell'Università e oltretutto con il timbro del comitato etico. Però sappiamo benissimo che quando c'è di mezzo un comitato etico, quando voi sentite comitato etico, sapete già che libertà individuale, quelle cosine, no? La scelta, vengono subito brasate. Vabbè, e fra l'altro è un corso, corrisponde a un bando, quindi vuol dire che ci sono anche dei fondi pubblici che sono coinvolti in questa cosa qua. E come dicevo appunto, l'ancoraggio della realtà qui se n'è andato proprio completamente, perché il punto inquietante, e qui c'è l'ideologia woke, no? Che mostra il suo volto totalitario, cioè l'ideologia woke, il politicamente corretto, l'arcobaleno, tutti questi estremismi costituiscono il volto di un totalitarismo che è più subdolo perché è indiretto, no? Che sembra per bene. No, il wokismo è un totalitarismo che imprigiona, no? nel proprio alfabeto ideologico i bambini. Poi fra l'altro questa qua è proprio una cosa che succedeva già nelle dittature del Novecento, non abbiamo imparato niente, no? Perché le dittature del Novecento avevano come ossessione i bambini, no? La formazione, l'indottrinamento, che erano gli strumenti fondamentali, no? In Germania c'era la gioventù hitleriana, da noi c'erano i Balilla, in Unione Sovietica c'era, come si chiama, l'Unione delle gioventù comuniste. Sembra incredibile che questi vogliano tornare a quei tempi.
ai tempi della cortina di ferro c'era è nata in Repubblica in Cecoslovacchia, l'allora Cecoslovacchia, l'unione delle gioventù comuniste. Ecco, allora, in realtà questa è praticamente un'agenda woke vidimata dall'università. No, cioè vogliono convincere che un bambino di 5 o 6 anni, o anche di 10 o 12, si possa autodefinire transessuale. Cioè, è come se Freud non fosse mai passato di qua, è come se tutti gli studi che sono stati fatti di psicopedagogia fossero stati così buttati da una finestra. Com'è possibile pensare una cosa del genere quando quelle sono delle età in cui la sessualità è assolutamente in formazione, è un momento sperimentale, è un momento molto delicato, fra l'altro, no? Il fatto di indirizzare subito in una certa direzione è una cosa quantomeno disonesta, ecco. Con tutto il rispetto, naturalmente, per chi più avanti purtroppo deve compiere questa scelta, questa transizione, di 6 anni o di 10 che decide che è già in transizione, ma dove? Cioè, è una cosa che non è possibile. Quindi, come sottolinea il direttore, appunto, Giovanni Sallusti nel suo editoriale, i bambini asterisco sono un fenomeno totalitario di un'assurda neolingua, per dirla con Orwell, che rappresenta una ideologia violenta. Sto prendendo È appunti. una cosa non assolutamente nauseabonda e inaccettabile. I bambini asterisco, cioè capite, I bambini asterisco. roba dall'altro mondo arrivano, non lo sappiamo. Ribadisco, con tutto il rispetto per chi poi si ritrova in una situazione del genere, dolorosa, quella di non trovarsi più in quel corpo, non è più quello, e si sente un'altra persona, va bene, si può certamente trovare una soluzione a tutto, ma non cominciamo a 6 anni. Penso che non sarebbe il caso di cominciare così presto, No. pericoloso. Anche perché poi c'è qualcuno che cambia anche idea, lo sappiamo, lo abbiamo visto. Grazie a Beppe Braga, naturalmente. Grazie a tutti voi, grazie Sammy, a domani. Un grande piacere averti ospite nella mia trasmissione, un grande piacere ricordare a voi, cari ascoltatori, che c'è un sito internet, radiolibertà.net, di completa controinformazione che sfiora ogni argomento, anche quello musicale, e il Beppe se n'è andato, ma lasciatemi ricordare che è partito proprio adesso, è stato lanciato sul sito radiolibertà.net. Riprendimelo un po' che ci sono io, scusa, un discolo 4 stagioni, le 3 stelle del Cantabrianza. Signori, li abbiamo avuti ospiti proprio venerdì scorso, le 3 vincitrici di questo concorso ideato da Dino Angelini, Cantabrianza. È apparso proprio quest'oggi il servizio con queste 3 giovanissime, bravissime ragazze che sono venute a tenerci compagnia venerdì scorso e che troverete sicuramente nei locali a far sentire le loro dolcissime voci. Che facciamo? Sono le 13:25? Dai, apriamo le linee. Chi vuole parlare con Sammy Varin? Dai, polemizziamo anche oggi, che poi adesso alle 13:30 arriva il Focus Piemonte e parleremo chiaramente di Regione Piemonte. 0292947222, questo è il numero per entrare in onda con Sammy Varin in Potere al Popolo, anche tramite WhatsApp 340 6709 659. Non so dove vogliono portarmi gli ascoltatori oggi. Buongiorno, ho letto la disapprovazione di Salvini per quei schifosi di Roma che vogliono con i nostri soldi promuovere appunto il progetto gender per i bambini dai 5 anni, e quei schifosi giornalisti di Gayburg scrivono, tutto il rispetto, questi ci ascoltano, scrivono che Salvini vuole proteggere i bambini ma poi lascia in mare i bambini sulle ONG. Falso, perché i bambini malati, fragili, li aveva fatti scendere tutti. Allora mi domando, perché Salvini non querela quei schifosissimi che anziché scrivere la realtà scrivono falsità? Basta, dobbiamo chiedere i danni per le falsità che scrivono e poi il devolvere alle case e famiglie. Bravo questo ascoltatore, salutiamo gli amici di Gayburg, storici ascoltatori di Sammy Varin, perché io già 10 anni fa conducevo una trasmissione che si chiamava Pomeriggio Gender. Pensa un po'. Prendiamo una telefonata, pronto?
Sì, buongiorno Semi. Ciao. Volevo informare gli ascoltatori, proprio un'informazione, di andare, se vogliono capire di più di quello che sta succedendo sul genocidio che il governo ashkenazita Kazzaro di Israele sta facendo nei confronti dei veri ebrei che sono i palestinesi. Ecco, io consiglio di vedere il video di Massimo Mazzucco su un grande ebreo coraggioso che è Gideon Levi. Ecco, ascoltate e sentite cosa dice questo ebreo coraggioso, un giornalista, Gideon Levi, e così capirete dai secoli che furono ai giorni nostri perché siamo in questa situazione con il governo kazzaro nazista di Israele. Grazie Sammy, ciao, buona giornata. Grazie, sempre aperti a ogni vostro pensiero, qualunque esso sia, basta non offendere qualcuno. 13:27, ancora WhatsApp, il nostro numero è 340-6709-659, ancora sul gender, sentiamo l'audio sul cursore. E poi ancora sono abbastanza proprio demoralizzata da questa Mediaset che su 4 di sera, sì, condotto da, non ricordo neanche più come si chiama, comunque non importa, che ieri sera ha intervistato, c'era lì Fratelli d'Italia, lì comunque non c'era la Lega che per parlare questi decreti sicurezza, che la Lega li ha volutamente, insistentemente voluti questi decreti di sicurezza per ampliare queste restrizioni, con grandissimo lavoro di Molteni che lavora a sodo all'ombra del ministro Piantedosi, dietro c'è proprio il lavoro enorme della Lega, ma di Molteni e della Lega tutta. Ecco, e lui li intervista i Fratelli d'Italia che belli vanno in TV a farsi vedere che il loro governo, il buon governo, eccetera, eccetera. Ma sono veramente, guardi, io infatti giro subito e non riesco a vederli proprio assolutamente, perché questa è proprio una grande vergogna. Noi non abbiamo spazio né nella TV pubblica, nella RAI, e men che meno il Mediaset, perché Mediaset o intervista quel mediocre, veramente nullità di Tajani, oppure fa intervista quelli di Fratelli d'Italia, perché così la Lega non prende voti e non supera Forza Italia, tutto lì. Ma guardate che è veramente una cosa schifosissima sta cosa. Però la nostra ascoltatrice, ragazzi, è bella tosta, assolutamente. Siamo una squadra, facciamo squadra con tutto il centrodestra. Chiaro che chi conosce la Lega, chi ascolta questa radio da un po' di anni, sa che queste idee che sono inserite all'interno del decreto sicurezza, per il quale sono scesi in piazza tutti, cani e porci dal punto di vista politico, of course, erano tutti insieme a sinistra, compresi i sindacati che avevano paura di come facciamo a fare una protesta adesso, se vogliamo fare una manifestazione, come facciamo? Vi dobbiamo spiegare, ma se non lo sapete voi come si fa una manifestazione, lo dobbiamo spiegare noi della Lega. Si spedisce una PEC con la richiesta e se non ti rispondono vuol dire che va bene, altrimenti ti dicono che non è possibile. Cioè, ma e lì capisci che c'è la malafede, cioè quando uno giustamente protesta perché sono vietate, non sono vietate le manifestazioni, ma certi tipi di manifestazione che bloccano il traffico, che bloccano il servizio pubblico, vuol dire che si vuol fare qualcosa di vietato, cioè ha idea di bloccare il traffico, di bloccare il servizio pubblico, in poche parole, di fare manifestazioni non autorizzate. E allora ditemelo subito, centri sociali, dove siete? Già che abbiamo vietato i rave party, non ne fanno più uno, ma possibile sta roba? Spariti completamente. Adesso vietiamo anche le manifestazioni non autorizzate, che guarda caso dovrebbero essere già vietate.
fammi stare zitto, Sammy Varin. Leggiamo il messaggio di Luca da Bologna. Vedo gente festeggiare il raggiungimento di 500.000 firme online. Ci sono pornostar che fanno molte più visualizzazioni ai loro video, ma non fanno tutto sto casino. Luca, è così, però mi metti la battuta sul piatto d'argento. Sei informato su questo fronte? No, ci mancherebbe. Però effettivamente ne abbiamo parlato proprio questa mattina. Anche Calderoli ha scritto un messaggio dicendo vabbè, online sono capaci tutti, 500.000 firme con gali, con zero calcare. Oh, zero calcare, ha detto così, allora io vado a votare sul sì. Cioè, capisci, se 2 o 3 big di una certa sinistra al caviale, tra parentesi, fanno questo appello, ma altro che 500.000 firme. Guarda la Salis, insomma, non è arrivata a 500.000 voti come il nostro Vannacci, ma comunque ne ha presi tanti. E cioè bisogna alzare la sogliola per cui scatta il referendum. 500.000 firme, avendo inserito anche l'online, decisamente sono pochine, ma torneremo sull'argomento. Qui Parlamento. Grazie Presidente. Sentire parlare di comicità e di scuola da parte di un movimento che ha espresso un ministro che è, voglio dire, agli annali delle cronache, quasi dell'avanspettacolo, poi è stato fatto un riferimento ad un concorso del 2017. Ma Presidente, per suo tramite, mi rivolgo ai colleghi del Movimento 5 Stelle. Ma voi veramente citate quel concorso dove il vostro ministro autorizzò lo scorrimento di una graduatoria tale fino al punto da assumere se stessa? Fu un caso eclatante di conflitto di interessi, per cui almeno in questo caso lasciate perdere, non affrontate quel tema, perché fate sempre brutte figure. No, colleghi, per favore, facciamo svolgere la dichiarazione nello stesso silenzio con la quale avete svolto la vostra. Prego. Io mi sono rivolto alla Presidenza. Per favore, no. Si fa silenzio come hanno fatto silenzio gli altri. Prego. Grazie Presidente. Viviamo in una società dove l'aggressività è ovunque e dove i giovani sono i primi ad essere investiti da certi modelli negativi. Pensiamo ai fenomeni musicali che inneggiano la violenza, all'uso delle armi come status symbol, alla violenza nell'ambito della coppia e contro le donne, alle fiction e ai tanti modelli negativi che intossicano la nostra società. Il rischio dell'emulazione è quindi preoccupante. E di fronte ai ripetuti fenomeni di danneggiamenti nelle scuole, di aggressione nei riguardi dei docenti, del personale ATA e dei dirigenti scolastici, sia da parte degli alunni che dei familiari, di fronte a immagini di scuole devastate, con computer, lavagne sfasciati, immagini di teppismo e di negazione del diritto allo studio, quindi vandalismo allo stato puro, il governo e il ministro Valditara hanno deciso di intervenire con la proposta che stiamo discutendo, ma non solo su questo, anche su altro. Prima ancora, ad onor del vero, il gruppo parlamentare della Lega aveva presentato e fatto approvare nel Parlamento una proposta di legge che inasprisce le pene per chiunque usi violenza nei confronti dei lavoratori della scuola e allo stesso tempo pianifica tutta una serie di iniziative volte alla prevenzione. Perché la scuola è soprattutto comunità educante, luogo di crescita e formazione, luogo che non può essere più violato dalle intemperanze se non violenze di pochi che restano spesso impuniti. Parliamo di situazioni che hanno inciso sulla serenità generale, che hanno privato migliaia di studenti del diritto allo studio per settimane a causa dell'azione di minoranze irresponsabili. Pertanto il governo ha deciso di porre in essere delle azioni chiare e concrete. In che modo? Molto semplice. Ad esempio, chi occupa e devasta una scuola merita il 5 in condotta e la bocciatura. Qui Parlamento.
Gran bella musica oggi tra gli artisti indipendenti che Sammy Varin lancia ogni mezz'ora, artisti assolutamente sconosciuti a livello nazionale ma che hanno un gran successo a livello locale. Beh, devo dire sì. Chico Sanchez è già un big, ragazzi, perché questo fa urban pop, è di Torino, ma è già disco d'oro con 80 milioni di streaming per lo scorso singolo Girasole, quindi è una star. Questo pezzo è appena uscito, si intitola Aria e questo Chico Sanchez scrive per evadere dalla realtà e il pezzo è veramente carino, interessante e anche rilassante. Non rilassatevi troppo perché sono le 13:39, Sammy Varin vi riporta in vita dal punto di vista politico perché parliamo di buona politica con il Focus Piemonte. Va ora in onda Focus Piemonte. Chi passa in front sta via città. Ogni giorno una diversa zona d'Italia, non manca il giovedì alle 13:30 il Focus Piemonte con un rappresentante di Regione Piemonte ogni settimana. Oggi diamo il ben ritrovato a Fabio Carosso. Buongiorno Fabio. Buongiorno a tutti, ciao. Ehi là, grazie, ben ritrovato consigliere segretario di maggioranza. E la prima domanda, sono curioso, ti chiedo qual è il tuo nuovo ruolo all'interno del nuovo consiglio regionale piemontese, Fabio. È proprio così, allora sono in consiglio regionale, dalle ultime elezioni, appunto a giugno, faccio parte dell'ufficio di presidenza. E sono molto contento, un ruolo importantissimo dove possiamo chiaramente lavorare a contatto con tutti gli altri consiglieri regionali, lavorando molto più a livello legislativo. Prima ero assessore, vicepresidente in regione, quindi avevo deleghe specifiche che riguardavano altre situazioni, mentre in consiglio mi occupo del patrimonio del consiglio, il bilancio e gli stati generali del benessere, che è una delega a cui tengo molto perché si parla di futuro, di giovani e di benessere, per cui mi appartiene anche per il tipo di vita che conduco. Cavolo, bellissimo davvero, stati generali del benessere e sicuramente avrai modo di parlare con tanta gente, capire un attimo dove sta l'asticella e se la stiamo spostando troppo in su, troppo in giù e il bello proprio è tastare il polso alla gente e cercare di migliorare sempre di più. Intanto che parliamo stanno già arrivando WhatsApp, il nostro numero è 340 67 09 659. Sì, in tanti ancora chiedono dove firmare per sostenere le idee di Matteo Salvini, per sostenere le idee della Lega. Sono 2 weekend questi di tanti gazebo da nord a sud per lanciare un segnale importante a qualcuno che vorrebbe zittire le nostre idee. Al di là che Salvini piaccia o non piaccia, Matteo Salvini sta portando avanti le idee della Lega, del centrodestra e anche di molta gente che magari non è andata a votare, ma se glielo chiedi la pensa allo stesso modo. Fabio Carosso, cosa si sta facendo in questo senso? Qual è, a proposito appunto di sentire, parlare, ascoltare la gente, qual è la sensazione che hai in questi giorni, ricordando che anche nel prossimo weekend si raccoglieranno firme proprio a sostegno di Matteo Salvini e della Lega? Che cosa sta succedendo sul fronte giudiziario? C'è davvero qualcuno che ci vuole toppare, chiudere la bocca? Carosso. Ma guarda, penso proprio di sì, perché posso confermarti, questa mattina io ero al gazebo a Castagnole Lance insieme a tutti i ragazzi e c'era il mercato, un paese di 4.000 abitanti, e si sono fermate oltre 100 persone a firmare, questa raccolta firme che continua, sta avendo un grandissimo successo proprio perché gli italiani, abbiamo visto anche i dati di questa mattina che sono stati confermati, più della metà degli italiani pensa che questa sia una condanna, una ricerca di una condanna politica. Io sono convinto che i giudici faranno bene il loro lavoro e che sicuramente Salvini sarà dichiarato innocente, perché non c'è nessun reato, a mio modo di vedere, dell'operato che ha fatto. Un ministro in accordo con il governo di allora, che difende i confini,
lo pensano tutti, quindi non si tratta del colore della pelle di qualcuno, abbiamo sempre detto, anche noi leghisti vogliamo bene alle persone che lavorano, che hanno famiglia, che sono educate, che portano i figli a scuola e che hanno tutti i diritti di essere in Italia e di diventare anche dei italiani, forse passato il periodo corretto, che sono inseriti e possono lavorare e contribuire anche loro alla crescita della nostra nazione. Però questa è una vicenda incredibile, è veramente stata ormai raccontata, vista, discussa, solo qualcuno che è veramente folle può pensare che un ministro abbia, diciamo così, lavorato contro a una legge. Io sono assolutamente convinto che dimostrerà la sua innocenza e soprattutto i giudici daranno ragione. Sono assolutamente convinto di questo. Assolutamente sì, è chiaro che ad aumentare i nostri dubbi che ci possa essere dietro anche una certa manovra politica c'è il fatto che la sinistra proprio in questi giorni ha raggiunto le 500.000 firme e quindi potrà ottenere, ma chissà, dipende poi dalla Cassazione, il referendum per accorciare la possibilità di diventare italiani agli stranieri presenti in Italia, non più 10 anni ma 5 anni. Ed è strano che proprio in questi giorni sia portato avanti questo referendum e che si sia arrivati subito alle 500.000 firme, aggiungo io, senza neanche alzarsi dal divano, perché è stata inserita la possibilità di votare anche su un sito internet statale dello Stato. E chiaramente, se da una parte è una cosa comodissima, perché veramente vai sul sito, voti digitalmente, quel voto è valido, da quell'altra è intervenuto proprio nelle ultime ore Roberto Calderoli e insomma forse bisognerebbe alzare a questo punto i voti, non più 500.000 ma mettere un po' di più, perché il primo Gali della situazione che fa un appello e ti immagini, solo la Salis cosa ha preso? 300.000 voti e cosa ci metti ad arrivare a 500.000? È strana anche questa sensazione di portare avanti una cosa del genere sempre che serva a qualche cosa, e ci vengono molti dubbi che serva a qualche cosa ottenere prima la cittadinanza italiana. Cosa c'è dietro questo messaggio, Carosso? Ma guarda, io sono assolutamente convinto che ci sia un messaggio politico. Allora, sappiamo benissimo che le persone a cui rivolgono l'attenzione la sinistra sono persone che poi cercano il voto di questa gente, quindi è una manovra assolutamente politica per aumentare il loro consenso. Però le elezioni le ha vinte il centrodestra, la Lega fa parte di un'alleanza di governo che difende i confini, ma soprattutto difende quelli che sono anche i valori della nostra nazione. Non dimentichiamoci che noi, per essere italiani, i nostri nonni, i nostri padri hanno fatto delle guerre, hanno combattuto per i nostri confini, quindi io sono convinto che per diventare italiano ci sono dei requisiti che oggi la legge prevede, quelli bastano, non sono sufficienti. Non dimentichiamoci che io ho fatto anche sindaco, ho dato più di una cittadinanza a persone meritevoli che sono integrate, inserite con i figli, ma dopo oltre 10 anni di presenza sul nostro territorio. Questo credo sia il limite corretto che si possa fare, ma poi mi sembra che sia così un po' in tutti i paesi del mondo. Non è che tu arrivi negli Stati Uniti, ti danno il passaporto statunitense dopo 5 minuti che sei lì, anzi vanno a vedere anche se hai preso una multa, quindi credo che i requisiti siano corretti, quelli che ci sono oggi, e che ci siano tante brave persone che migrano, che vengono a lavorare, che non hanno nessun problema. Questo è una cosa importante. Non dimentichiamoci che invece tante persone che arrivano nel nostro paese ogni giorno sono diciamo così, i portatori di più grandi reati, dalle rapine, ai scippi. Insomma, vediamo che nelle stazioni di Milano, di Roma non si può più vivere. Bene ha fatto il governo ad avere nuove leggi più severe per queste persone che tutti i giorni rendono la nostra vita molto difficile. Non voglio pensare a una donna che oggi magari si deve recare a Roma e arriva alla stazione alle 10:30 di sera. Ecco, questo è veramente un problema, per cui bisogna essere seri su questa cosa. Io penso esattamente come il nostro segretario Matteo Salvini, come tutti i ragazzi della Lega, dobbiamo essere fiduciosi che, insomma, anche se raccolgono 500.000 firme, sono comunque molto poche rispetto a quello che è la maggioranza degli italiani. Non dimentichiamoci che su questo ragionamento tutti la pensano nello stesso modo. E certo, si tratta
di abboccare all'appello fatto da alcuni ben pensanti al caviale, che certamente non vivono nelle periferie e non vanno fuori dalla stazione di Roma a una certa ora della sera, e purtroppo abbiamo visto scene ancora pazzesche. Mi stanno scrivendo giustamente, dicevamo, come si risponde a tutto questo? Beh, una risposta, ve l'abbiamo detto, è proprio anche questo weekend partecipare alla raccolta di firme della Lega, partecipare agli eventi della Lega in preparazione a quello gigantesco di domenica 6 ottobre, il grande raduno di Pontida, per cui ricordiamolo, ci sono pullman che partono da tutta Italia, bisogna semplicemente contattare la sezione della Lega a voi più vicina e state certi che dalla vostra zona parte almeno un pullman. Ma per chi ci segue dal Piemonte c'è ad esempio un evento proprio questo sabato 28 settembre che ti vedrà, come si può dire, a fare gli onori di casa, perché è proprio la tua zona. A Cortazzone, in provincia di Asti, presso il centro sportivo, c'è la festa provinciale della Lega questo sabato, o no? È proprio così e siamo molto contenti e soddisfatti perché abbiamo adesioni a livelli altissimi, siamo già oltre 200 persone iscritte, quindi è una sezione che lavora molto e siamo davvero molto felici. Io sono convinto che passeremo le 250 iscrizioni perché proprio in queste ore continuano ad arrivare a gruppi da 5 e 10 per volta e tutte persone che verranno, ci sarà anche il gazebo per la raccolta firme e hanno già dato la loro disponibilità per Pontida, che è l'appuntamento più importante, ed è proprio il messaggio che hai fatto bene a ricordare. Bisogna essere tutti uniti e compatti con Matteo Salvini e tutti gli altri amici ed arrivare in numerosi a Pontida, perché quello è il grandissimo segnale che possiamo dare a tutta l'Italia e agli italiani. Ci deve essere questa forte reazione, signori, che siate leghisti celoduristi come noi o che siate semplicemente simpatizzanti, che vi siete appena avvicinati alla Lega o che magari assolutamente avete soltanto qualche pensiero comune con quelli leghisti. Beh, l'esperienza di Pontida è assolutamente, almeno una volta nella vita bisogna andarci. Poi è diventato veramente un evento di tutti i popoli, ogni popolo d'Italia porta i propri prodotti, le proprie esperienze, le proprie lingue, i propri dialetti, e quindi è fortissimo arrivare a Pontida e sentire parlare tante lingue differenti, non soltanto italiane, perché abbiamo visto ci saranno ospiti importantissimi a Pontida. Ma torniamo a noi. Allora, Cortazzone, sabato 28 settembre, si cena in compagnia con delle cose squisite. Abbiamo parlato oggi di carne cruda, di vitello tonnato, insalata russa, Italia Rain, l'arrosto di lonza con patate, ma soprattutto ci sarà la buona politica con Andrea Giacone, Fabio Carosso, l'onorevole Riccardo Molinari, insomma la buona politica locale che farà il punto della situazione, parlando sicuramente anche di una notizia oggi su tutti i giornali, parlando del lupo, che è un qualcosa di molto trasversale. Te lo dico, Carosso, noi ne abbiamo già parlato questa mattina e abbiamo ricevuto telefonate un po' di tutti i tipi. Si parla di abbassare il livello di protezione del lupo in Europa. Perché, che cosa sta succedendo e chiaramente che cosa potrebbe accadere, perché qui ci dividiamo anche all'interno della Lega, del centrodestra. Sono quelli che giustamente, anche il sottoscritto Sammy Varin considera il lupo uno splendido animale, maestoso, fantastico, che rappresenta anche un po' un pezzettino di noi, di libertà, di desiderio di... Però stanno diventando pericolosi. Perché? Fabio Carosso. Allora, vi spiego in 2 minuti, cerco di spiegare in 2 minuti. Allora, tutto nasce da un progetto LIFE di oltre 20-25 anni fa, quando c'è stato il reinserimento di questo animale anche sulle Alpi. Il problema è che non c'è stata una gestione fin dall'inizio e oggi, io parlo per il Piemonte, ma ormai tutto l'arco alpino, insomma, più o meno il soggetto è la stessa situazione, c'è una presenza di questo animale che non è più gestibile. Noi parliamo e siamo quasi convinti che dal censimento ultimo del 2022 ancora ad oggi i lupi presenti in Piemonte sono oltre 1000-1200, quindi una quantità che si tra l'altro concentra su tutto l'arco alpino, perché poi non ci sono in città naturalmente, anche se in pianura sono anche scesi in alcune zone, quindi diventa molto problematico per chi vive nelle zone alpine.
parliamo naturalmente dei nostri grandi allevatori, che sono degli eroi che vivono a 2000 metri e ci fanno quel formaggio buonissimo o quella carne sublime che poi tutti vogliamo mangiare, perché tanto cerchiamo la qualità, ma la qualità non la fai in una stalla in provincia, la fai se hai diciamo così, i margari che vanno in montagna a portare questi animali, e purtroppo loro sono tutti i giorni a combattere con questo benedetto lupo che ormai vive in branchi, attacca in 7-8 insieme ed è naturalmente pericoloso. La preoccupazione è che una volta o l'altra ci scappa il cappuccetto rosso e la raccontiamo sorridendo, però ce la ricordiamo tutti la storia. Non è che il cacciatore era quello cattivo, ma era quello bravo, perché aveva poi, tra virgolette, tolto il lupo di mezzo e salvato la nonna e Cappuccetto Rosso. Ecco, questa è una storia, però sappiamo benissimo che quando ci sono tanti animali possono essere pericolosi e questo non deve succedere. Abbiamo visto cosa è successo in Trentino con l'orso e questo crea grande preoccupazione, soprattutto dove c'erano grandi concentrazioni. Quindi cosa bisogna fare? Bisogna anche considerare che le persone che vivono negli alpeggi non sono persone di serie B, sono allevatori che fanno veramente grandi sacrifici. Allora bisogna contenere un pochettino la crescita di questi animali. Quando ci sono troppi animali di una specie, possono essere anche i corvi, le nutrie o altri animali, se non c'è gestione creano una problematica. Allora la Comunità Europea secondo me ha fatto bene, ha detto che da oggi il declassamento, l'atto per declassare il lupo da super protetto, diciamo così, a protetto è in atto. Cosa succede? Vuol dire che poi le varie regioni e gli stati possono fare dei piani di prelievo dove ci sono le problematiche. Quindi se non ci sono problemi perché c'è una tranquillità negli alpeggi o nelle pianure, non succede niente. Dove invece c'è una concentrazione che diciamo così, è elevata, o ci sono dei lupi chiamati confidenti, quindi quei lupi che si avvicinano alle case e possono essere diciamo così, tolti e questa è la soluzione che io credo si debba arrivare, perché lo fanno in tutto il mondo, lo fanno in Norvegia, lo fanno negli Stati Uniti, in tutti i parchi, quindi non è un problema questo. È chiaro che capisco anch'io che qualcuno che naturalmente è più diciamo, una vocazione, una vita più legata all'ambiente e a questa natura magari può creare delle preoccupazioni, però non dimentichiamoci che vanno anche tutelate le persone che lavorano. Proviamo a fare immaginarci un ragionamento. Se io ho una gioielleria e sono tranquillo perché ho una certa tranquillità perché ho i vetri antisfondamento, sono sereno che non c'è nessun problema, poi un giorno vengono a farmi una rapina, 2 giorni vengono a farmi una rapina, la terza volta che mi rapinano, quindi il lupo rapina tra virgolette il pastore, è chiaro che io mi rivolgo ai vigili, ai carabinieri, al sindaco, quindi trovo una soluzione perché io non posso più vivere di rapine. E qui un po' la stessa cosa, abbiamo degli allevatori che hanno subito 7-8 aggressioni in una stagione, hanno smesso anche di fare il loro lavoro. Quindi bisogna capire questa necessità parlando con le persone che vivono negli alpeggi, che fanno veramente un grande sacrificio, perché ricordiamoci sempre che chi vive a 2000 metri, se gli viene mal di testa, deve sperare di avere la tachipirina nel cassetto, perché se si è dimenticata non trova la farmacia aperta H24 a 2000 metri, quindi è un equilibrio che io credo si debba ristabilire con grande rispetto degli uni e degli altri, ma quando una specie arriva ad un livello così presente sul territorio con i numeri incredibili bisogna avere un po' di gestione. Penso che la Comunità Europea abbia fatto bene. Torneremo sicuramente sull'argomento lupi e in generale ungulati, animali che possono diventare pericolosi. Per il momento non ci resta che ringraziare il consigliere regionale della Lega Fabio Carosso. Fabio, ci troveremo sicuramente a Pontida il 6 di ottobre. Passaci a trovare allo stand di Radio Libertà. Con grande piacere, saluto tutti gli amici di Radio Libertà e te, e poi ci vediamo a Pontida senza dubbio. Grazie Fabio Carosso, alla prossima. E signori, WhatsApp al 340-6709-659, certo, e siete sempre dal punto di vista del walk molto molto svegli, lo dice quasi la parola. No, qui mi parlate anche di problematiche di sicurezza. L'altra sera alla stazione di Bologna, certo, ne sono successi di tutti i colori e purtroppo pare che sia la normalità, non viene più neanche messa in pagina una notizia del genere. L'altra sera alla stazione di Bologna un ivoriano 26enne è stato assassinato da un coetaneo guineano, pare per vicende di droga. Davvero qualcuno pensa che il problema più grosso dell'immigrazione sia affrettare la concessione della cittadinanza?
pazzesco. Soprattutto, ripeto, sono segnali che arrivano dall'altra parte del mare, sono segnali che arrivano anche in Europa, ragazzi, per cui se si concede la cittadinanza italiana con facilità, ma naturalmente al posto di cercare di arrivare da altre parti, in Germania o in Inghilterra o in Francia, ma si fermeranno tranquillamente nel nostro paese. Non ci vuole molto, mi viene la frase facciamoci furbi. No, non è furbi, assolutamente no, però intanto vediamo gli stati intorno a noi che si chiudono a riccio, la Germania che ha cominciato a rimandarci indietro gli immigrati che non li servono, con tutto il rispetto, of course. Signori, stiamo per fermarci, non prima di avervi dato la notizia che gli Stati Uniti hanno scelto di dare all'Ucraina le munizioni a lungo raggio. E non è una bella notizia, assolutamente no. Il cambio sul nucleare è un messaggio all'Occidente, dice Peskov. Ci riserviamo il diritto di usare armi nucleari in caso di aggressione a Russia e Bielorussia. Con Zelensky che dice Putin pensa di poter fare tutto quello che vuole. Chiaro che Zelensky la sensazione che dà è che vuole la guerra mondiale tranquillamente, non gliene fotte assolutamente nulla, tanto la sua Ucraina è già tutta distrutta, siamo noi che gliela dobbiamo ricomporre, con quali soldi e con i nostri. La sensazione che si voglia andare veramente verso un conflitto internazionale, il fatto che Biden dia le munizioni a lungo raggio a cui noi italiani, ma che bravi, abbiamo detto di no, che poi mi scrivete ma come fate a sapere se le vostre munizioni vengono usate o no per sparare in territorio russo? Ci fidiamo di Zelensky, facciamo bene a fidarci. Ci sentiamo tra poco. Qui Parlamento. La famiglia deve rispondere dei danni creati dai pargoli, perché è giusto che non sia più la comunità ad accollarsi dei costi dei ripristini, è giusto che chi rompe paghi. Così come è giusto che se durante la lezione uno studente estrae una pistola ad aria compressa, spara dei gommini in faccia alla docente mentre svolge la sua lezione e fai riprendere la scena con un telefonino dagli amici e poi la pubblichi sui social, ti becchi 5 in condotta e rischi di perdere l'anno. O al massimo, se prendi 6 o 7 in condotta, in rispetto del principio di giustizia riparativa e di cittadinanza solidale, non te ne stai comodo a casa sospeso a giocare davanti alla PlayStation, ma ti rendi utile alla collettività. Vi fa tanto paura questo concetto? Il governo ha voluto, grazie al ministro Valditare, grazie alla Lega, far sentire ai docenti la vicinanza dello Stato. Lo ha detto prima, chi aggredisce un professore aggredisce lo Stato, quindi non deve rispondere soltanto dei danni causati al docente, ma anche alla scuola, perché con l'aggressione viene messa in discussione l'autorevolezza della funzione educativa. E guardate, sempre per suo tramite, Presidente, lo dico ai colleghi delle opposizioni, il rispetto del principio di autorità non è un feticcio della destra, non è un feticcio della Lega, è un principio basilare della nostra democrazia, perché senza il rispetto del principio di autorità c'è l'anarchia. Magari a qualcuno di loro potrà piacere, ma a noi non lo riteniamo giusto. E il disegno di legge di cui discutiamo interviene anche con l'aggiornamento della disciplina in materia di valutazione del comportamento degli studenti, al fine di ripristinare la cultura del rispetto nell'ambiente scolastico, di affermare l'autorevolezza dei docenti e di rimettere al centro il principio di responsabilità, restituendo così serenità all'ambiente di lavoro degli insegnanti e di tutto il personale. È un tassello indispensabile di quel complessivo disegno di riorganizzazione e riqualificazione della scuola italiana a cui sta lavorando sin dal suo insediamento il ministro dell'istruzione Valditara, al quale va davvero il sentito ringraziamento come gruppo Lega. Le opposizioni cosa hanno fatto? Durante la discussione generale, ma anche questa mattina, hanno parlato di tutto, hanno parlato davvero di tutto senza entrare mai nel merito del provvedimento. E hanno parlato di un approccio sanzionatorio, punitivo. Eppure questa proposta prevede dei meccanismi di recupero che coinvolgono lo studente in attività didattiche,
oppure nei casi più gravi di allontanamento dalla scuola in attività sociali presso strutture convenzionate con le stesse istituzioni scolastiche. Si cerca in questo modo di favorire i processi di riflessione critica e di autovalutazione degli studenti sul proprio operato. Sono necessarie, Presidente, azioni concrete, chiare e dirette per indicare ai giovani la strada, ma serve anche una riflessione culturale. Bisogna ridare valore al principio di autorità. Quando un'autorità è legittima, lo ribadisco, è un elemento essenziale per il funzionamento di uno Stato democratico. E questa riflessione deve riguardare anche le famiglie, i genitori, che troppo spesso si limitano ad essere amici dei figli, troppo spesso fanno i sindacalisti dei figli, genitori che non capiscono che essere troppo amici dei ragazzi, soprattutto se adolescenti, non fa l'interesse dei propri figli, genitori che purtroppo a volte rompono quel patto, quell'alleanza con la scuola e finiscono con incidere negativamente sull'educazione dei figli, giungendo addirittura ad andare a scuola a prendere a sberle la signora maestra perché ha messo una nota ad un bambino. Quello è un disastro educativo, la famiglia deve intervenire, quindi questa riflessione è fondamentale. Occorre rimettere al centro il rispetto delle regole, così come bisogna affermare, proprio partendo dalla scuola, la cultura del rispetto verso la persona. E sbaglia chi dai banchi dell'opposizione ha parlato di una scuola retriva, antidemocratica, autoritaria, reazionaria. Allora mi chiedo, Presidente, è una scuola antidemocratica quella in cui chi occupa distrugge, rompe e poi deve pagare i danni di tasca propria e non più a spese della collettività? È una scuola retriva quella in cui se uno studente reitera condotte gravemente indisciplinate, prende 5 in condotta e viene bocciato? È una scuola autoritaria quella in cui si pretende il rispetto per l'insegnante da parte di tutti, di studenti e genitori, e dove magari, consentitemi, quando un professore entra in classe gli studenti si alzano in piedi in segno di rispetto e dicono buongiorno? È una scuola reazionaria quella in cui è garantita agli alunni la parità nelle condizioni di partenza, ma non in quelle di arrivo, dove chi più si impegna più merita? Qui Parlamento. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica. Dopo il grande successo del pluripremiato film Joker, l'acclamato regista Todd Phillips torna a dirigere il premio Oscar Joaquin Phoenix nei duplici panni di Arthur Fleck e Joker, con il premio Oscar Lady Gaga nel ruolo di Harley Quinn. Tutto il mondo guarderà Joker, Folie 2, dal 2 ottobre al cinema. Bella collezione. Vuoi raccontare come nasce Pop Music? No, questo è troppo rischioso per tutti. Ho detto solo che ho bisogno di ispirazione. Pop Music. Bastardo. Non ho capito cosa ha detto. Jack La Furia, Rudy Zerbi, Luca Ward, Marco Mazzoli e tanti altri ti aspettano dal 26 settembre solo al cinema. Figo! Pop Music, Animation for Fashion. Selezione ufficiale al Festival del Cinema di Venezia. Se io ti chiedessi qual è il tuo personaggio preferito di Pinocchio, tu che mi diresti? Lucignolo. Quanto era più facile quando ero una bambina. Adesso che sono una donna, un bel casino, papà. Il tempo che ci vuole. Io non ti lascio più adesso. Un film di Francesca Comencini, dal 26 settembre al cinema. Dal regista delle colline hanno gli occhi Alexandra Aja e dai produttori esecutivi di Stranger Things. Quest'anno stare in silenzio non ti salverà. Il premio Oscar Halle Berry in Never Let Go, a un passo dal male, dal 26 settembre solo al cinema. Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier.
Ah, però ragazzi, come pompa questa canzone di Flora Vona, si intitola Fame e non Fame come pensavo, dice fame, proprio fame, romantica, intraprendente, creativa, bravissima Flora Vona, che trovate su tutti gli store digitali e naturalmente su YouTube con Fame di musica indipendente, certo, quella che trasmettiamo su queste frequenze ogni mezz'ora, artisti del nord, del centro, del sud, anche in lingua, anche nei dialetti. Potete contattare Sammy Varin cercandomi su tutti i social, scrivendo una mail a sammy.varin@radiolibertà.net. Fatemi sentire la vostra canzone, fatemi leggere il vostro libro, ditemi cosa sapete fare, cosa avete da raccontare. Io vi ospito nella mia trasmissione più che volentieri. E certo, il metodo più veloce per dire cosa avete in mente è quello di telefonare. Anche in questo momento il telefono è aperto, linea libera allo 0292 94 7222, il centralone di Radio Libertà per chi ci segue in diretta alle 14:11, magari sul canale 252 del televisore o in macchina nell'autoradio DAB, o qualcuno che ci segue dal sito radiolibertà.net o da Facebook o da YouTube cercando Radio Libertà. Naturalmente anche tramite WhatsApp 340 6709 659, ne stanno arrivando, tra poco ve li leggo, ma prima la locandina di Osho. Le più belle frasi di Osho a proposito di referendum per dare la cittadinanza facile organizzata dalla sinistra. Un militante chiede alla Schlein: ma siamo sicuri che questi, una volta ottenuto la cittadinanza, poi votano per noi? E la Schlein che risponde: e casomai famo un altro referendum e gliela levamo. Parole sante. 0292947222. Pronto? Pronto, ciao Sammy, sono Rosa da Monza. Oi Rosa. Allora, sono già incazzata per conto mio. E che novità, non saresti Rosa, la Longobarda. No, aspetta. Quando mi parli di Zelensky mi viene l'orticaria. Allora, perché stamattina sono andata a fare l'esame del sangue per il linfoma nel midollo osso. Ho dovuto pagare 60 euro, scaduta l'esenzione, dovevano rinnovarla automaticamente. Non è stato fatto, ho pagato Zelensky. Allora, io sono andata a prendere le piante di Agostini che aveva mio figlio nelle medie e c'è su fisica e politica, a parte la costellazione, eccetera, eccetera, la Russia bianca che arrivava fino a Mosca. Chi è stato? Perché gli americani, la NATO, vuole fare la guerra alla Russia. Zelensky è un comico, ragazzi. Questo vuole soldi, armi, eccetera, eccetera. Ma se dovesse succedere qualcosa, la Meloni si sta stendendo ai piedi di Zelensky. Stiamo attenti, ragazzi, la guerra è molto brutta. Io ho 86 anni, ho visto la seconda guerra mondiale. Ragazzi, vi auguro buona fortuna, saluti a tutti lì che siete presenti. Grazie Rosa. Certo, chi è più grandicello queste cose le ha vissute magari da bambino e può confermare la cosa. Ci stiamo andando contro una guerra internazionale e la sensazione è appunto che ci vogliamo proprio andare contro, perché sono più che convinti tutti in Europa, gli unici che mettono qualche punto interrogativo siamo noi della Lega, la Meloni che certo ha detto sì, sostegno a Zelensky ma non con le armi a lungo raggio, non si è fatta trovare, insomma non ha parlato personalmente con Zelensky questa volta, però adesso la notizia che gli Stati Uniti daranno all'Ucraina munizioni a lungo raggio chiaramente infiamma ulteriormente la questione internazionale.
Ancora chiamate in diretta senza filtro, chiunque può entrare in onda senza dare nessun numero di telefono, nessun argomento che dovete dire perché se no non vi mando in diretta. Ha messo giù, l'ho fatto spaventare, capitano. E allora vado avanti con i WhatsApp, ragazzi, ce ne sono non so quanti, e anche qualcuno che si arrabbia come Rosa. Vergogna Meloni, Zelensky, e non si parla di un piano di pace ma solo di armi. Vergogna affaristi. E io non lo so se sono affaristi in questi casi. Chiaro che è vero, non si, né da una parte né dall'altra peggiora sempre in Medio Oriente, da questa parte adesso si parla di armi a lungo raggio, andiamo bene, come si dice, Ancora che cosa gira in rete? Torniamo nel nostro territorio, nel nostro piccolo, nei nostri problemi quotidiani, che poi uno dice c'è la guerra mondiale tra poco e tu ti preoccupi dei motociclisti milanesi. È vero, hai ragione, così come abbiamo parlato molto del lupo, che si vuole cercare di non far riprodurre più di tanto perché stiamo esagerando con gli esemplari di lupi, e non soltanto lupi, ma abbiamo visto anche cinghiali e via dicendo. A Milano la sinistra fa la guerra ai motociclisti. A proposito di guerra, è ormai confermato dalla sinistra ennesimo schiaffo a motociclisti ormai banditi dalla città. Milano ha detto no ad alcuna deroga per i divieti di area B. La scelta ideologica che aumenterà traffico e smog. Praticamente dal 2025, se avete moto non recentissime, non a batteria, moto a batteria mi viene in mente quelle dei bambini piccolini, no? Non potrete più entrare a Milano, neanche nell'area B, che è la nostra area, dove ci sono le telecamere proprio per venire qui in Bellerio. Quindi bisogna comprare per forza una moto recente. Notizia appena battuta dalle agenzie. A proposito di arrabbiature, certo è polemica in Austria, le maestre indossino abiti sobri per non infastidire i papà musulmani. Ne parla oggi il quotidiano Il Giornale. Anche qui sembra di vivere in un altro pianeta, ragazzi, non stiamo un po' esagerando con i diritti, ma questi sono diritti? Non mi sembrano diritti, mi sembrano un po' robe tirate, chissà chi tira queste cose. Pontida, mi chiedono i pullman di Pontida della provincia di Brescia, ragazzi miei, prima di tutto venite allo Spiedo Padano di questa domenica, lì sicuramente trovate tutte le informazioni, lo Spiedo Padano che c'è arrovato questa domenica, ma c'ho qui il volantino, guarda che prenota il tuo posto in pullman, partiamo da pullman gratuito, Brescia, Valsabbia, Garda, Bassa Bresciana, Franciacorta e Sebino, Valtrompia. Se volete maggiori informazioni cercate la Lega di Brescia per andare domenica 6 ottobre a Pontida e chiaramente per trovarci nel Sacro Pratone e andare certamente a salutare lo staff di Radio Libertà, perché saremo lì con il nostro stand insieme a gazebi che arrivano da tutta Italia con i prodotti di tutta Italia. Ma torniamo a noi. Salvini, riforma del voto in condotta, grande vittoria della Lega. Tra le novità, sarai bocciato con il 5 in condotta, sarai rimandato con il 6. E non stiamo scherzando, ma queste cose ci sono sempre state, non è che inventiamo l'acqua calda. Chiaro che questa è una reazione a un modo di comportarsi assolutamente sbagliato delle ultime generazioni e anche dei genitori di alcuni alunni. Il laboratorio per i bambini trans, ragazzi, qui devo fare una mea culpa, nel senso che probabilmente avrei dovuto fare un casino della miseria, tipo interrompere le trasmissioni, iniziare a urlare, andare in giro per la città con i microfoni, intervistare la gente. È vero, mea culpa, non ho reso abbastanza su questo fronte, anche perché chi vi parla 10 anni fa conduceva su queste frequenze una trasmissione che si chiamava Pomeriggio Gender, in cui lanciavamo l'altolà, l'allarme per un qualcosa che stava accadendo. E voi stessi ascoltatori mi chiamavate dicendo: ma sei sicuro, Sammy Varin? Ma cosa stai dicendo? Il gender? E si continuava a dire il gender non esiste.
il gender non esiste. Insomma, ci fanno i laboratori adesso. Laboratorio per bambini trans, l'assurda iniziativa dell'Università di Roma 3. La proposta che si rivolge ai bambini e ai ragazzi tra i 5 e i 14 anni, pagata con i soldi pubblici. Lo abbiamo sentito prima, il grandissimo parlamentare della Lega Rossano Sasso, e la sinistra era in piazza a protestare anche verso di lui, con i cartelli con su scritto più sesso, meno sasso. Grandissimo Rossano, guarda. Capite che cosa vuole portare avanti la sinistra? C'è a un bambino di 5 anni, gli dici che non c'è niente di male se si sente una ragazzina, se vuole vestirsi da ragazzina, eccetera. Ditemi cosa ne pensate, certo, 0292947222, WhatsApp 340 6709 659, ma qualunque sia il vostro pensiero, e magari siete assolutamente d'accordo e va bene così. Appuntamento da non scordare per chi magari non verrà a Pontida il 6 di ottobre. In queste settimane davvero ci sono cene, pranzi, i gazebi, lo scorso weekend e anche questo sabato e domenica in tutta Italia ci sarà un gazebo della Lega per farvi firmare dicendo: io sono d'accordo con le vostre idee, magari non ho votato Lega e da anni che non vado a votare, ma questa cosa che ci vogliano mettere la mordacchia, ci vogliano silenziare le nostre idee che parlano di rispetto delle leggi, di rispetto dei confini, basta far entrare i clandestini, basta con questi taxisti del mare che continuano a portarci immigrati clandestini. Prima di Pontida c'è una bella cena venerdì 4 ottobre alle 8 a Vercelli presso il ristorante Afra di via Manzone 84. Soprattutto chi magari a Pontida non riesce a venire, perché comunque Pontida è sempre un casino, non pensate che ci sia una festicciola di paese, è un raduno gigantesco con gente che arriva da tutta Italia nei modi più incredibili, chi arriva in treno, chi arriva in pullman, chi arriva in automobile, cioè è comunque uno stress forte, quindi ci sono molti anziani che giustamente non riescono a venire e che magari preferiscono partecipare a questi piccoli eventi locali, o ancora meglio, ve lo ricordo, ci sarà la diretta su Radio Libertà di Pontida con le telefonate, con gli interventi dei politici, le interviste che faremo lì, quindi sarà comunque una pacchia di informazione. Per chi vuole un evento più piccolino, venerdì 4 ottobre a cena a Vercelli, presso il ristorante Afra, sarà presente l'onorevole Riccardo Molinari, che è segretario della Lega Piemonte e anche capogruppo della Lega alla Camera. Quindi si comincerà a parlare di Pontida già venerdì 4 ottobre a Vercelli con la locale sezione della Lega. Per parlare di Pontida ci saremo noi di Radio Libertà questa domenica 29 settembre a mezzogiorno. Saremo a Rovato in provincia di Brescia allo Spiedo Padano, storico Spiedo Padano che finalmente riusciamo a fare perché doveva esserci all'inizio di settembre, poi il maltempo ce l'ha fatto spostare. Ricordiamo, domenica 29 settembre presso il ristorante La Loggia di Rovato in provincia di Brescia, bambini non pagano, quindi se avete un figlio o una figlia portatelo perché non paga niente. 25 euro per uno spiedo padano composto da aperitivo, spiedo con polenta, patatine, dolce, caffè, acqua e vino. Signori, potete venire anche dopo pranzo pur di incontrare i politici della Lega locali, siamo in provincia di Brescia, ma anche regionali, nazionali ed europei. Lo Spiedo Padano è storico perché, dico sempre, è una piccola Pontida per quelli appunto che magari non riescono ad arrivare sul Sacro Pratone perché sarà molto confusionario quel giorno. Beh ragazzi, un evento del genere al ristorante, al coperto, si mangia lo squisito Spiedo Padano, ma soprattutto avrete a tavola con voi i migliori rappresentanti della Lega. E quindi parlarsi insieme senza casino che c'è a Pontida. Certo, a Pontida ci sono tutti, ci sarà anche il generale Vannacci, ma lì riuscire a fermarli 5 minuti è difficile. Qui lo potrete fare. Se volete un consiglio,
Fateci un giro allo Spiedo Padano di questa domenica a mezzogiorno, ci sarò anche io a presentarvi i politici, ci sarà il gazebo di Radio Libertà con i nostri gadget e qui ringraziamo il Marco Grimoldi che avrà occasione di farvi vedere gli ultimi gadget, il portachiavi in legno bruciacchiato, richiestissimo quello con l'effigie di Sammy Varin, ma anche senza effigie, ragazzi, c'è scritto Radio Libertà, roba da non perdere, gli adesivi, le magliette di Radio Libertà, l'orologio da collezione da appendere in taverna con su scritto Radio Libertà e magari anche quello con su scritto è tutto un magna magna. E insomma, diciamo che si viene allo Spiedo Padano anche per questo. Poi certo, se verrete a Pontida il 6 di ottobre, questi gadget li troverete tutti al nostro stand, ma giustamente chi è sicuro di venire allo Spiedo Padano è sicuro di avere anche i gadget, perché siete i primi ad acquistarli. Quelli che rimangono li portiamo a Pontida, ma chissà quanti ne rimangono? Punto di domanda. Ecco qui da Milano è arrivato il numero di telefono per prenotare il vostro pullman in direzione Pontida. Ce l'avete una penna se abitate a Milano? Domenica 6 ottobre i pullman partono da Piazzale Loreto, Piazza Medaglie d'Oro, Piazzale Lotto e Piazza Maciachini. Il numero per prenotare il pullman è 351 40 87 119. Ripeto, 40 87 119 con prefisso 351. A Pontida ci saranno anche i giovani e anche questo è ormai un appuntamento storico che si ripete ogni anno. La Pontida la domenica, ma il sabato la Pontida dei giovani. E giovani o diversamente giovani si ritroveranno sabato 5 ottobre a partire dalle 17:30 sul Sacro Pratone. A fare cosa? Ad ascoltare Matteo Salvini e i big della Lega che parleranno della Lega del futuro, di come va avanti la Lega attraverso i suoi rappresentanti più giovani. Sarà veramente una cosa molto interessante perché parteciperà, oltre a Matteo Salvini, anche personaggi insomma che danno fiducia ai giovani e quindi avremo modo di sentire che cosa si sta muovendo tra la buona politica nei giovani. Chiaro che vi fanno entrare anche se non avete 20 anni. Ore 17:30, Pratone di Pontida, sabato 5 ottobre ci sarà un tendone gigantesco e siamo lì ad ascoltare. Chiaramente siamo lì, intendiamo che ci siamo tutti quanti, giovani e meno giovani, perché molti poi si fermano a dormire, chi in camper, chi in tenda, perché poi la mattina, già alle 7 del mattino di domenica 6 ottobre, c'è Sammy Varin al suo stand che vi aspetta e chiaramente io ho la scena negli occhi, no? Che mentre sono lì che monto lo stand, che sto tirando fuori i gadget, arrivano già i primissimi alle 7:10 del mattino dicendo no, mi dai questo CD, mi dai questo gadget, pazzesco, alle 7:10 del mattino, perché siete i più furbi. Siete più furbi perché a quell'ora non c'è ancora confusione, si può parlare tranquillamente, eccetera, e quindi ci si sveglia presto quel giorno. Io mi sveglio tranquillamente alle 5:30, 6 del mattino e alle 7 prima dalla Marinella, è vero, prima al bar Arcadia dalla Marinella, mi scrive Luca, ci troviamo lì verso le 7, poi 7:15, ecco, facciamo 7:15, siamo al gazebo. Appuntamenti da non scordare targati Lega, ce n'è un altro per chi magari non arriverà a Pontida perché abita lontano e ad esempio chi abita in Basilicata, per l'appunto a Venosa, provincia di Potenza. Questo weekend, 28 e 29 settembre, c'è la prima festa regionale della Lega Basilicata. Autonomia, identità, libertà a difesa dell'Italia. Attenzione, si parte già questo sabato 28 settembre con i tavoli programmatici della Lega Basilicata per Salvini Premier su risorse energetiche, parliamo di Basilicata signori, agricoltura, welfare,
connessioni tecnologiche e infrastrutturali. Alle 19 si presenta il documento conclusivo, alle 20 di sabato 28 settembre chiaramente si mangia tutti insieme. Il giorno successivo, domenica 29 settembre, alla festa della Lega Basilicata, la prima festa regionale che si svolge a Venosa, in provincia di Potenza, o alle 10:30 un convegno sull'autonomia. Autonomia, identità, libertà a difesa dell'Italia. Introduce Pasquale Pepe, commissario regionale della Lega in Basilicata, e attenzione a chi interviene, il senatore Roberto Marti, presidente della Commissione Cultura del Senato, e il generale Vannacci. Il generale Vannacci in Basilicata questa domenica 29 settembre. Chiaro che se avete parenti o amici nella zona di Venosa, provincia di Potenza, spargete la voce solo per conoscere Roberto Vannacci, che raramente arriverà nella zona, ma comunque a Pontida il 6 di ottobre lo abbiamo, vale la pena, ok? Insieme a Vannacci e a Roberto Marti anche il grandissimo senatore Claudio Durigon, sottosegretario al lavoro. Come vedete, la Lega ben attiva anche al sud, ma non ci fermiamo qui. Restate lì, abbiamo un attimo di pausa e poi torneremo con gli appuntamenti sul territorio. Qui Parlamento. Sì, grazie Presidente, Sottosegretario. Ma io ho provato a mettermi nei panni di un alieno che viene a visitare il nostro paese, tipo Ricciolino, quello che aveva accompagnato Gali sul palco di Sanremo. E ho pensato cosa farebbe un alieno. Beh, come prima cosa, per capire com'è la situazione nel nostro paese, leggerebbe un giornale, e se gli capitasse la sfortuna di leggere il Corriere della Sera, la Repubblica o la Stampa, avrebbe un'idea totalmente distorta di quello che è il nostro paese, una società escludente che ghettizza gli immigrati, che discrimina, che li mette ai margini, per non parlare di quello che succede ai bambini stranieri nel nostro paese, esseri umani ghettizzati, marginalizzati, esclusi, tristi, depressi, che non si possono curare negli ospedali, che non possono neanche fare lo sport perché nel nostro paese gli è vietato. E tutto questo ovviamente per colpa del centrodestra che ha il governo, che impedisce l'integrazione, che impedisce a queste risorse di rendere più maturo e paradisiaco il nostro paese attraverso la cittadinanza. Poi però probabilmente questo alieno atterrerebbe e farebbe un giro nel nostro paese, e allora forse scoprirebbe che nel nostro paese c'è una legge che è del 92, del 92 sulla cittadinanza, 34 anni fa, e questa legge della cittadinanza è sicuramente vecchia, e si chiederebbe ma la dobbiamo cambiare? E allora poi andrebbe a vedere i dati, e allora scoprirebbe che il nostro paese, come certifica l'Eurostat, è il paese che in Europa concede e rilascia il più alto numero di cittadinanze, 200.000, più di 200.000 nel 2022. E poi scoprirebbe, stupito, che nel nostro paese i bambini sono tutti uguali, bambini stranieri e bambini italiani, e già oggi questi bambini, pensate un po' quanto è incredibile il nostro paese, hanno gli stessi diritti, vanno tutti a scuola, tutti vengono curati e devono essere curati. E poi, a differenza di quello che ho sentito nelle discussioni generali e anche in alcune mozioni, tutti possono fare sport, perché la legge 12 del 2016 e la legge 215 del 2017 già consentono ai bambini stranieri di iscriversi e di tesserarsi nelle federazioni sportive. Qui Parlamento.
La canzone da brividi, questa di Massimo Priviero, uscita da pochissimo. C'è un intero album che esce il 25 di ottobre. Massimo Priviero, storico artista che noi seguiamo da tanti anni, è stato anche ospite qui nei nostri studi, un uomo che da sempre combatte per la pace. Chiama Massimo Priviero, segnate giù, il 9 novembre canterà a Legnano, alle porte di Milano. Il mio nome è Pace di Massimo Priviero, l'abbiamo ascoltata proprio mentre Biden ha dato l'annuncio del sì alle munizioni a lungo raggio per Kiev. Il presidente americano ha annunciato $8 miliardi in aiuti militari in vista di un incontro con Zelensky. Gli Stati Uniti inoltre forniranno altri missili Patriot e allargheranno l'addestramento dei piloti ucraini per gli F-16. A questo punto penso che Zelensky abbia avuto tutto ciò che voleva. Cos'altro vuole? L'atomica? 0292947222. L'atomica ce l'ha qualcun altro sopra le nostre teste. WhatsApp 3406709659. Di che umore siete? Qual è il vostro pensiero su qualunque argomento? La Lega è contraria a modificare la legge sulla cittadinanza. Assolutamente sì, soprattutto visto quello che succede in molte case di immigrati. A proposito, ad esempio, ce ne parla Silvia Sardone di infibulazione. Ascoltiamola da Facebook. Le femministe di sinistra, dove sono finite? Dove sono finite? Allora, i dati che avete fatto vedere sulle infibulazioni anche in Italia fanno chiaramente capire che nasce il fondamentalismo, cresce giorno dopo giorno anche in Italia, anche perché ci sono degli imam che in qualche modo non sono iscritti a nessun albo, che non sappiamo cosa dicono, eccetera, eccetera, che interpretano in questa maniera evidentemente l'Islam. Ma due cose: uno, quindi le moschee abusive vanno chiuse; due, che futuro vogliamo per l'Europa e per il nostro paese; tre, quando mi dite che l'infibulazione non c'entra niente con l'Islam, a me risulta che, me le sono scritti, esistono alcuni hadith che sono detti, che dicono di Maometto: taglia leggermente e non esagerare, sfiorate e non sfibrate, il viso diventerà più bello e il marito resterà estasiato. In alcuni paesi islamici la donna non circoncisa è chiamata niksa, cioè vuol dire impura, sporca. Moderni giuristi islamici giustificano appunto questa pratica dicendo che è per l'igiene della donna e che quindi in qualche modo bisogna considerarla una cosa giusta. Io mi chiedo, ma le femministe di sinistra dove sono finite? Dove sono finite? Sono impegnate solo a parlare della desinenza, avvocato, avvocata, sindaco, sindaca, e poi rispetto a questi casi, anche a quello che abbiamo visto nel servizio della povera bambina, della povera bambina finita in pronto soccorso in Italia, stanno zitte, non c'è stata una sola dichiarazione in Italia. Vero, solo noi diciamo queste cose. Aggiungiamo coraggiosamente l'europarlamentare della Lega Silvia Sardone è stata più volte minacciata proprio a causa del fatto che dica quello che pensa e quello che pensiamo un po' tutti noi. La reazione a questa cosa chiaramente la dovete fare voi, signori, partecipando agli eventi targati Lega che vi sto elencando, prenotando il vostro pullman per il 6 ottobre per venire tutti insieme a Pontida in provincia di Bergamo, dove c'è il raduno annuale della Lega, ma anche in tanti eventi targati Lega più locali che si svolgono proprio in questi giorni e di cui vi sto parlando. Dicevamo, la Lega è contraria a modificare la legge sulla cittadinanza. Avete sentito? 500.000 firme superate tranquillamente, perché adesso non si raccolgono più per strada nei banchetti, si raccolgono online. Non c'è bisogno di andare in comune, assolutamente. Online, tu firmi e voilà, 500.000 firme in pochi giorni senza problemi. Roberto Calderoli questa mattina ha detto che forse questa soglia andrebbe effettivamente aggiornata. I bambini stranieri che nascono qui o gli immigrati che arrivano legalmente in Italia godono, e io dico anche illegalmente in Italia, attenzione, godono già di tutti i diritti, dice Riccardo Molinari, capogruppo della Lega alla Camera, tranne uno.
Sapete qual è? È il diritto di voto. Chi vuole accorciare i tempi o introdurre lo ius scholae, salutiamo l'arabo Tajani, lo fa soltanto per crearsi un bacino elettorale. Sappiatelo e sappiate chiaramente che solo la Lega ha il coraggio di dire queste cose. Altro argomento importante, certo, che cambierà il futuro della scuola è il voto in condotta. Ne abbiamo parlato in queste settimane con i nostri rappresentanti in Parlamento. Voto in condotta, la riforma è legge. Ora alla scuola primaria tornano i giudizi sintetici. La legge approvata dal Parlamento rappresenta un passaggio fondamentale per la costruzione di un sistema scolastico che responsabilizzi i ragazzi e restituisca autorevolezza ai docenti. Ma non è finita. E certo, siamo liberticidi, cos'è che dicono a sinistra? Tintinnio di manette, eccetera, eccetera. Sì, assolutamente, sono d'accordo. Ci sono le punizioni, e certo, ci sono le punizioni perché qualcuno non rispetta le regole e sono in troppi, non soltanto gli alunni, ma anche i genitori degli alunni. Scrive Giuseppe Valditara, sanzioneremo i comportamenti violenti ai danni dei docenti, anche da parte di adulti, prevedendo una sanzione pecuniaria che va dai 500 ai 10.000 euro. Chi picchia un docente dovrà risponderne economicamente e questi soldi andranno alla scuola. E lo sapete che su questo fronte si sta lavorando anche per il personale sanitario, perché anche lì c'è una bruttissima atmosfera. Ottima notizia, ogni tanto dall'Europa arriva anche qualcosa di buono. L'Unione Europea ha detto no al riconoscimento dell'IGP per il riso pakistano. E che cavolo, ci mancava soltanto quello. Avevamo eliminato i dazi, eccetera. Uno andava al supermercato, si comprava riso pakistano perché costa meno. È stata accolta la proposta dell'Italia di Coldiretti contro la varietà basmati per l'uso di pesticidi e lavoro minorile. Le schifezze ci davano da mangiare. Un altro evento targato Lega per questo sabato ore 17. Ne abbiamo parlato poco, ne parliamo adesso a Modena. Guerra in Ucraina tra rischio escalation e speranze di pace. Interessantissimo, soprattutto in queste ore. Ne parleremo questo sabato 28 settembre alle ore 17 a Modena presso la Sala Civica Villaggio Giardino in via Marie Curie con Stefano Bargi, consigliere regionale della Lega, Beatrice De Maio del Movimento Indipendenza, Lorenzo Berti dell'Associazione Vento dell'Est e Vittorio Rangeloni, reporter di guerra. Interessante appuntamento con il consigliere Stefano Bargi. Da sempre la Lega, lo sapete, in particolare Bargi, è contro questa guerra. Prendiamo una telefonata. Pronto? Pronto? Prego. Sammy, ciao, buongiorno. Dimmi tutto. Maurizio dalla provincia di Milano. Ciao. Allora, il motivo principale, oltre agli altri, di questa telefonata è rivolta a te per tutta l'energia che hai avuto anche quest'oggi dalla rassegna stampa ad oggi. È sempre una verve. Sei gentile. Ma siete voi che me la date l'energia, perché partecipate e quindi ci date forza. Questa sera un duetti di tagliatelle con un po' di ragù ci vogliono, Sammy. Sai che ci pensavo, speriamo che la moglie ascolti da casa. No, quelli ci vogliono per recuperare l'energia che io ti ho seguito da questa mattina ad oggi. Sei gentile. Per cui il motivo principale, questo è giusto, dopo tanti anni, così avere un riconoscimento anche simpatico con chi, diciamo come quest'oggi, come te, hai delle energie infinite, hai una parlantina veramente incredibile. Sì, ma poi quando arrivo a casa sto zitto, vai tranquillo, non è che vado avanti a parlare. Poi... Ma quella non è una verità, perché al di là di tutto si sa che chi ti zittisce, una a caso, la moglie. Sì, è l'unica, è una famiglia matriarcale, che ci vuoi fare? Dai, diciamocelo francamente, tanto non ti sente, per no, cui... infatti. E niente, quello che concludo, al di là dei complimenti miei personali verso di te,
e non da ora. Dico quello che vince da questi periodi di vita che proseguono così, veramente anche coloro i quali che fanno la differenza, i magistrati pronunciano le leggi così, veramente c'è una mancanza di buon senso. Io leggo, concludendo la telefonata, mi piacerebbe leggere il libro delle fiabe, che coloro i quali legiferano appunto le leggi si mettano una mano sul cuore, della serie, non ho nulla da suggerire, però della serie il buon senso. Ma se ciò che accade in questo periodo caldo di cronaca dovesse accadere a me personalmente, loro hanno la scorta, o a dei miei parenti o dei familiari, puntini, che reazione avrei? Ecco, questo è il mio discorso in generale e qua concludo. Grazie ancora, buona continuazione. Grazie, sono io che ringrazio te dei complimenti. No, la sensazione, sai, anche guardando le terribili notizie di cronaca che stanno accadendo, la facilità con cui si ammazza la gente, e che stiamo partendo un po' tutti per la tangente, probabilmente da una parte anche questa situazione di guerra, c'è la guerra ma non c'è la guerra, ma c'è sempre più la guerra, questa insoddisfazione che c'è perché ne stanno succedendo davvero di tutti i colori, non c'è certezza per il futuro e tutto questo influisce anche sulla nostra psiche, probabilmente è l'unica giustificazione per questi omicidi terribili che stanno accadendo. Cerchiamo di rifugiarci nella speranza di fare della buona politica che faccia del bene alla nostra gente, e questa è una speranza importantissima che noi portiamo avanti. Non sarei qui a parlarvi da questi microfoni e non esisterebbe Radio Libertà se non volessimo dare ancora una speranza per la buona politica. A proposito, un flashback, inquadrami un attimo questa roba incredibile, i buoni terreno Pontida, signori, chi ne ha comprati 4? Mamma mia, quanto avrai speso? Il giuramento dei popoli padani, la pergamena del buono terreno Pontida. Io ne ho soltanto uno, non avevo tutti questi soldi. Caro Sammy, l'acquisto simbolico ma importante del sacro suolo di Pontida. Se si rispettano i valori di Pontida basta chiacchiere distintivo. Affrancarci dagli USA NATO è vitale. Basta essere servi dei plutocrati USA. Il buon Giovanni Sallusti, che non condivido quasi in toto, se ne faccia una ragione. I Bamba siamo noi, servi della NATO con la melona, nostra rovina, insieme al re del Quirinale. È vero, caro Gianni, e ci mancherebbe, però i buoni di Pontida, quelli sono sacri davvero. Poi ognuno ha il suo pensiero e noi lo rispettiamo. C'è un'altra telefonata, pronto? Sono Gianni da Genova. Ciao, appunto. Ecco, no, ma cioè, i nostri valori, non possono essere svenduti. Di conseguenza dobbiamo recuperare semplicemente i nostri valori e Matteo ha tutte le caratteristiche per poterlo fare. Certamente è difficile perché ce l'hai tutti contro, l'abbiamo visto. Il caro principe dei cosiddetti giornalisti, il Giannini, cosa ha detto? Il nemico numero 1 della plutocrazia, del mondialismo è Salvini, non la Meloni. La Meloni, lei, ha fatto la furba a suo tempo, venendo qua in Lombardia, nel nord, eccetera, decantando quello che la Lega ha sempre fatto per chi lavora e chi produce. Ricordo che Carlo Cambi, ho la memoria ancora abbastanza buona, e Giulio lo sa, disse che i Fratelli d'Italia sono la brutta copia del PD, perché non rappresentano la classe produttrice e lavoratrice. E quelli, i coglioni, come si dice, che al nord, anche in Liguria e compagnia cantante, hanno votato per Fratelli d'Italia, che l'hanno preso in quel posto, mi auguro bene che alle prossime elezioni stiano molto attenti. E anche noi ce l'auguriamo, anche subito ce l'auguriamo, però chiaro, si nota anche
nella differenza di caratura dei personaggi politici tra Lega e Fratelli d'Italia, con tutto il rispetto, e insomma sembra di vedere la Lega di 20 anni fa, personaggi che non hanno l'esperienza e non c'entrano niente in quel lavoro politico che devono fare, con tutto il rispetto, non vale per tutti, ci mancherebbe altro, sono dei pezzi da 90 in Fratelli d'Italia, poi è un mio parere personale. Venerdì 27 settembre, domani, a Novara, al Circolo Operaio Agricolo della Bicocca, arrivano pezzi da 90 della Lega Piemontese. Signori, perché c'è la festa, la Lega delle Idee. Si parlerà di autonomia differenziata in Piemonte, benefici e opportunità, con Massimo Giordano, Matteo Marnati, Enrico Bussalino, Alessandro Canelli, Roberto Scheda, Giandomenico Albertella, ma il grandissimo Alberto Gusmeroli, sindaco di Arona e presidente della Commissione Attività Produttive, con Riccardo Molinari, capogruppo alla Camera della Lega. Se siete in zona, domani, venerdì 27 a Novara, si inizia alle 18:30. E qui invece Sammy Varin finisce la sua giornata in voce. Ora me ne sto zitto fino a domani, ma alle 12:30 ritorno con voi. Alla prossima. Avete